Siamo appunto a Verona, siamo qui con la delegazione di Verona che quest'anno veramente ha voluto in qualche modo dare un segno molto importante a questa iniziativa che deve sostenere un progetto che abbiamo visto prima in conferenza stampa, che ha un peso rilevante per tanti bambini che hanno necessità di assistenza. Paolo. Sì, vero, beh, il progetto ha un peso rilevante per l'iniziativa di per sé e anche economicamente perché Più di l'impegno un milione di euro. più di 1 milione di euro per ristrutturare questa villa, quindi l'impegno è decisamente importante. Per noi è stato un grande stimolo perché dopo 7 anni abbiamo ripreso l'iniziativa a Verona come abbiamo iniziato 7 anni fa e quindi questo è stato, come dire, uno stimolo ulteriore per cercare di migliorare, per cercare di cogliere effettivamente il senso di questa iniziativa. Sì, perché ricordiamo che tutte queste bottiglie, che poi vedremo, anzi questi magnum che verranno venduti, andranno a favore le risorse raccolte per questa raccolta di fondi. E naturalmente avete messo in gioco, in campo, io direi un pezzo da 90, da 91. Beh, certamente direi un pezzo da 100 che ci ha dato la possibilità di giocare in modo più agile, più facile, perché come dicevo prima in conferenza, insomma, l'azienda Zimè ci ha dato una disponibilità incredibile e questo ci ha dato in qualche modo anche la forza di spingere al massimo e di lavorare per questa iniziativa, certamente. Siamo qui con il titolare, Celestino, ce lo vuoi presentare Paolo? Sì, beh, qui al mio fianco c'è Celestino, titolare dell'azienda Zimè, grandissimo vignaiolo, grandissimo produttore di vino, ma soprattutto persona di grandissima sensibilità. Sì, vorrei veramente sottolineare, Celestino, questo tuo tratto personale molto importante, perché un'iniziativa come questa aveva bisogno, oltre che di un grande vino, anche di un grande cuore. Non ho mai lavorato per i soldi, ho sempre lavorato però per produrre ricchezza, che è un concetto diverso che produrre soldi. Produrre ricchezza vuol dire che produci possibilità e come penso a me è stata data la possibilità di crescere, diventare grande, così mi fa piacere poter esserne altrettanto strumento per altri che hanno voglia di crescere. Accennaci qualcosa, noi abbiamo seguito in diretta tutta la conferenza stampa e la presentazione con la degustazione di questa verticale, ma dici qualcosa di questa bottiglia, di questo magnum che troveremo sulle nostre tavole a Natale? Beh, al di là del prezzo che è iper eccezionale, assolutamente per questo prodotto, comunque sta di fatto che chi ha la fortuna di aprire questo Magnum di Kairos ha la fortuna di assaggiare un vino che io dico vino non vino, perché di fatto traduce tutto ciò che Madre Terra ci mette a disposizione in un bicchiere e quindi tutto quello che noi possiamo desiderare di meglio da un bicchiere di vino. Presidente, passo la parola al nostro capo supremo, presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri. Marco, veramente una grande iniziativa per l'AIS Veneto che tu ricordavi è partita mi sembra 8 anni fa e che in qualche modo ogni anno si rafforza sempre di più con numeri sempre più importanti perché si va di successo in successo, ogni delegazione in qualche modo concorre a superare quella dell'anno precedente. Quest'anno abbiamo un grande magnum, cos'altro possiamo aggiungere? Tu hai detto parliamo poco di vino, parliamo di più forse di questa iniziativa, no? Sì, perché ormai Per non fare un torto a Celestino, però. per non fare un torto a Celestino, ma ci mancherebbe altro. Ormai è passato il messaggio che dietro l'etichetta Alba Vite c'è sempre una grande bottiglia. In 8 anni sempre di più abbiamo avuto il piacere di confrontarci con i più grandi produttori del Veneto che hanno spalancato le porte per questa iniziativa, dandoci la possibilità di realizzare tutto questo. Non sarebbe in alcun modo possibile se non ci fosse questo tipo di sensibilità da parte del produttore. Quindi questo gioco di squadra, di nuovo questo gioco di squadra ci ha consentito di alzare l'asticella anno dopo anno. Mi pare di poter dire che in 8 edizioni abbiamo presentato al nostro pubblico, ai nostri soci, forse alcune delle più grandi e belle produzioni del vino del territorio veneto e tante altre ci aspettano ancora, quindi oggi credo che il messaggio che deve passare per chi ci ascolta è proprio questo: dietro quell'etichetta c'è un messaggio importante, non c'è un grande vino e su quello ci mettiamo la faccia, c'è tutta, come dire, la garanzia di chi sostiene questo lavoro, ma dietro c'è anche la possibilità di sostenere chi ha grande bisogno di sostegno. Quindi. In questo caso ancora doppio perché i bambini sono sempre, come dire, persone più sensibili e anche più deboli, no? Alba Vita è nato con questo tipo di attenzione, pensare che l'uomo nel momento un po' più difficile del suo percorso, che è spesso all'infanzia, potesse avere bisogno di una mano in più, quindi ci siamo focalizzati proprio in quella serie di interventi e quindi ogni anno abbiamo potuto, come dire, dedicare il ricavato a tante associazioni, sono tantissime che in Veneto stanno facendo questo lavoro.
Io se posso dare un consiglio ai nostri telespettatori direi di acquistarne almeno due, perché una magari la beviamo e una c'è questo piacere collezionistico. No, ma mi sembra che ci sia già qualche idea di rilanciare qualcosa. No, un piacere collezionistico anche sta diventando. No? Allora, sembra che io venda vino, io non vendo vino, ma non si compra mai una bottiglia sola, intanto porta male, poi se ne compri 2, 3, 4 hai la possibilità di riassaggiarle, poi con una bottiglia sola vuol dire è difficile capire cosa c'è dentro, quindi è bene darsi da fare. È bene che vi diate da fare anche con urgenza, perché ci sono già delle prevendite, sentivo in sala prima già persone che già lanciavano 2, 3, 4 acquisti, per cui visto che Celestino dice che non ce ne sono molte, dovete subito cliccare sul sito, ricordiamo, www.iceveneto.it. semplicissimo. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.